questo premio Stana è stato segnato da alcune parole chiave. L'amore per la propria lingua, e quella era un po' scontata, ma anche la politica e la nostra lingua come una modalità di rappresentare il mondo che vediamo, il mondo che abbiamo attorno. Monica ha fatto tutto questo dall'Università di Ferrara con tutta la determinazione di una toscana che non si fa mettere i piedi sulla testa da nessuno, ma anche con un grandissimo rispetto. Cioè lei è venuta ad ascoltare, sei venuta la prima volta al premio Stana nel 2016 sì. E poi ha lavorato su qualcosa su cui mai nessuno aveva lavorato. In fondo ha fatto un lavoro rivoluzionario, cioè ha lavorato sugli autori contemporanei in occitano. Quando gli studi in università le lingue romanze, con le lingue romanze ci si fermava ai trovatori, vero? Sì. Mentre Monica ha lavorato sui grandi poeti dell'Occitania grande, come usiamo dire, o sui grandi scrittori. Joan Gagnaire è uno tra i tanti che abbiamo avuto qui ospite, che lei ha tradotto, studiato, ma anche su Barbato di Boudry, anche su Salvagno, anche su altri. Quindi un atteggiamento che secondo me è rivoluzionario per certi aspetti ed è di grandissimo rispetto, perché non è l'atteggiamento di chi viene a insegnare, a dirci come dobbiamo vivere, ma è l'insegnamento di chi ascolta, si fa un proprio paesaggio mentale della letteratura di questi luoghi e poi lo porta agli altri, perché agli altri lo dobbiamo portare, non possiamo pensare di non usare la traduzione come un mezzo di diffusione della nostra letteratura, delle nostre conoscenze, della nostra storia. Vengo alla motivazione. Monica Longobardi ha contribuito in modo più che encomiabile alla diffusione della conoscenza della letteratura occitana contemporanea in Italia. Lo ha fatto con travolgente dinamismo, dedicandovi un insegnamento universitario attivato per diversi anni presso l'Università di Ferrara, e poi qui ci dirai qualcosa su come si è manifestata poi questa grande attività di animazione, coordinando svariate tesi di laurea, animando incontri scientifici di portata internazionale e cimentandosi, oltre che nello studio e nell'analisi filologica e letteraria, anche nella traduzione di testi di alcuni importanti autori, Joseph Darbaud, Mas-Philippe Delavoué, Max Rocchetto, Joan Gagnaire, che abbiamo citato. Ha dedicato a questi compiti sapere, intelligenza e amore, e ovviamente tempo, forse la più preziosa delle risorse del mondo di oggi. Il suo impegno rappresenta una importante, io direi addirittura un'importantissima, testimonianza e un'eredità per l'Accademia italiana e per il mondo della cultura più in generale, poiché ha mostrato quanto possa essere importante la produzione letteraria di una lingua minore. Dovremmo forse smettere un giorno di chiamarci lingue minori, ma vabbè, questa è una mia... relegata dalla storia a un ruolo subalterno, ma elevata a vette di raffinatezza espressiva da generazioni di artisti della parola che l'hanno scelta per comporre le loro opere. Brava Monica. Allora, io non ho preparato un discorso, ho anche parlato abbastanza in altre occasioni, quindi sapete tutto ormai. Come posso dirvi, non sono stupita del premio e sono compiaciuta sicuramente, però amo raccontare anche questo.
a raccontare che in genere sono abituata a lavorare sì, con passione e con fatica anche, insomma, a fare il mio dovere, ecco, questa è la mia parola, senza aspettarmi chissà quale ricompensa. E questo deriva, lo raccontavo alla signora proprio stamani, da lontano, da una mamma molto severa, che quando portavo delle pagelle così molto, insomma, buone, dal ginnasio, e a quei tempi, più di 50 anni fa, non è che si regalassero questi voti, replicava dicendo: bah, hai fatto solo il tuo dovere. E faceva bene, nel senso che questo dovevi fare, l'hai fatto bene, l'hai fatto per te, senza gloriarmi. Ora, questo non mi esime invece anche di essere felice, di esultare. Però quello che ho fatto l'ho fatto per un senso di dovere, come vi dicevo, con un senso anche di piacere, di scoperta. È un dono arrivare a 60 anni, aver sempre cambiato argomento, ma trovarmi con un mondo nuovo da scoprire e da comunicare ai miei allievi. L'ho sentito veramente come un grande dono. E quindi devo solo ringraziare io voi e tutti quanti, ho già enumerato le persone a cui devo questo incontro, ecco. E ho sentito anche un senso di ospitalità, che è un'altra caratteristica mia. Sono venuta qua, sono stata ospitata, ho conosciuto delle persone interessanti, e li ho portati per ospitalità, ecco, a Ferrara, è vero, molti di voi siete stati là, ed è quasi, non dico una cerimonia, però un senso alto dell'incontro che ho sentito. Un altro pregio della mia normalità è, secondo me, di aver fatto tutto questo disinteressatamente, questo, cioè dire l'ho fatto perché mi piaceva, mi sentivo di farlo, come posso dire, non ho fatto nessun calcolo accademico e quindi sono tutte gratuità. Che mi hanno arricchito, ecco, hanno arricchito gli ultimi anni accademici della mia vita, e quindi ricevo questo riconoscimento così bello, così amichevole, con un senso veramente di grande riconoscenza. Non ho fatto niente di speciale, ho fatto il mio dovere. Allora, sì, ho tradotto questo racconto che è una versione molto elegante, ma che continua ad essere molto maliziosa, di quello che forse conosciamo un po' come la storia dello spazzacamino. Joan Gagnaire, vi dicevo, è un autore che ha un umorismo molto sottile. E vi riassumo la prima parte, vi leggo il finale. Il camino è infatti il titolo appunto di questo racconto. La voce maschile racconta con un estremo orgoglio di abitare in una casa molto bella, quasi un castello, e di averla arredata in maniera molto elegante. Tutto fila in questo mondo dorato, almeno quello che lui crede che vada tutto bene, perché dice: alle volte ho creduto di capire che mia moglie non è sempre contenta, insomma, ma se ci si dovesse preoccupare di quello che pensano le donne, è vero. E questa è la premessa. E la croce di questo bel castello dove tutto è in ordine è un camino che non tira, che fa fumo.
dannatamente e che quindi avvelena un po' l'esistenza di questi due signori che sarebbero tanto contenti, lei un po' meno, però insomma ovviamente stare in questo bel salone con questo fumo subdolo che poi riempie la stanza non è un gran piacere. E allora lui anzi prima provvede con tutti i metodi scientifici al tiraggio, a aerare, alla ventilazione, ma niente, questo camino sembra indemoniato e non reagisce, continua a fumare. Poi sente dire di un ragazzo che è un portento, quasi il mago dei camini, e che ha fatto tirare tanti camini che insomma erano causa disperata, e lo chiama e lui, questa persona, viene in tenuta da lavoro e comincia a fare degli strani incantesimi, si potrebbe dire. Quindi abbraccia questo camino, gli mormora delle paroline, insomma un metodo un po' strano. Fatto sta che questo metodo però comincia a funzionare e quindi il tiraggio si avvia, ma questa presenza, diciamo, diventa una presenza costante in questa casa, perché il camino obbedisce soltanto a questo spazzacamino, si potrebbe dire. Quando lui c'è fa il bravo, quando lui va via ricomincia a fumare. Nel frattempo lo spazzacamino, diciamo in senso moderno, fa amicizia con la moglie, ma in maniera molto discreta, però qualcuno deve rimanere in questa casa, no? Perché il padrone di casa è uno studioso, per cui deve andare in archivio e non può confondersi con un camino che non tira. Lui deve studiare, sta scrivendo una cosa molto importante secondo lui. Fatto sta che alla fine, ecco, va a finire così. Quindi doveva rimanere sempre qualcuno, rimane la moglie ad assistere a questo sorta di mago Merlino dei camini. Dice attivatore dei camini che non tirano. Dice un giorno Jan Daumas chiese di vedermi. Era un mese che quello si presentava ogni giorno alla porta di casa e io non mi scomodavo più quando arrivava. Ecco, signore, disse, sono arrivata a una ben strana conclusione. Il suo cammino è innamorato di me. Oh, non rida mica, non rida. Ho già conosciuto una storia del genere e siccome non potei andare per il tempo che sarebbe stato necessario, un bel giorno quel cammino finì per crollare. Mi rincresce, mi creda, chiederglielo, ma se vuole che il vostro cammino tiri a dovere e resti in piedi, non rimane che una soluzione. Devo stabilirmi qui, in questa casa. Esaminai la proposta e mi sembrò onesta, vitto e alloggio contro la garanzia di un tiraggio sempre soddisfacente. Non c'era che un punto oscuro. Non sapevo se mia moglie sarebbe stata tanto contenta di vedere un estraneo piazzarsi in casa. Con mia grande sorpresa accettò senza farsi tanto pregare. Ed ecco qua, ora la mia casa è veramente perfetta e non potete sapere la gioia che provo quando ogni sera, tornando dall'archivio, so che a casa mia mi aspettano un fuoco alto e ardente nel salone e le risa di mia moglie per i corridoi. Ah, le donne, è ben difficile conoscerle. Non mi sarei mai immaginato che il buon tiraggio di un camino potesse renderle tanto felici.